Ricordata ieri la venuta del Santo Padre, Papa Giovanni Paolo II, a Piano San Gregorio 33 anni fa, ricorre oggi l'anniversario della beatificazione di Rosario Livatino, il 9 maggio del 2021. Il comitato di quartiere di Fontanella ha incontrato ieri in un pubblico dibattito i candidati a sindaco di Agrigento. Consegnato ieri il nuovo depuratore, un'opera attesa da anni. L'ex via San Vito a Raffadali, intitolata a Nicola Casà, paracadutista a 15 anni dalla sua scomparso in un tragico incidente. Hanno giurato davanti alla bandiera i primi 46 agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, vincitori del concorso. Ad Agrigento si è discusso di riabilitazione e di celiachia in due importanti convegni medico-scientifici. Al via la messa in opera della prima torre faro allo Stadio Seneto di Agrigento. Panoramica degli avvenimenti della domenica, play-off oggi dell'Akragas con la squadra dello Scordia. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 9 maggio sabato, cerimonia ieri presso la croce del Piano San Gregorio per ricordare i 33 anni dalla visita del Santo Padre Giovanni Paolo II, durante il quale il pontefice pronunciò il grido contro i mafiosi, convertitevi. Noi abbiamo seguito la cerimonia. Oggi a 33 anni dal grido contro i mafiosi di San Giovanni Paolo II, una ricorrenza per ricordarlo, che coincide anche a un anno dall'elezione del nuovo Papa. Diverse coincidenze, anche una coincidenza liturgica. Oggi per le chiese di Sicilia è memoria obbligatoria Maria, Madre della Chiesa. Ecco, questa Chiesa che continua a sentir riecheggiare in questa valle l'appello, il grido, come è passato alla storia, possiamo dire ormai, di Giovanni Paolo II. Convertitevi. Ecco, è un grido che veramente non solo riecheggia in questa valle, ma che è estremamente attuale. Una conversione che ci possa portare a cammini di legalità verso la giustizia, in una vigilanza alta, altissima, riguardo alla mentalità mafiosa. Come ho avuto modo di dire in altre occasioni, l'aspetto della criminalità organizzata è seguito ed è contrastato dagli organi di polizia, dalla presenza di uno Stato che si impegna, ma la mentalità mafiosa, quella dobbiamo contrastare, magari ricordando quella frase ormai nota di Bufalino: la mafia sarà sconfitta da un esercito di insegnanti elementari, perché è lì che bisogna iniziare a creare una mentalità che possa contrastare il malaffare, l'arroganza, consapevoli che la mentalità mafiosa propone stili di vita e quindi fa cultura, una cultura di morte e non di vita, come la vita che esplode in questa valle con i suoi colori e con questo venticello. È un augurio, è il soffio dello spirito. Don Luca, lei ha organizzato questo evento a 33 anni, ricordo della venuta del Papa Giovanni Paolo II ad Agrigento, e a un anno dalla elezione del nuovo Papa Leone XIV. Sì, non possiamo trovare uno spirito di continuità tra diciamo così, l'appello profetico di San Giovanni Paolo II nella lotta alla mafia e l'elezione di Papa Leone e il suo invito alla giustizia e al rispetto per i diritti umani. Quindi questa celebrazione ha, diciamo, come cornice questo anniversario, ma anche quello di 33 anni fa della visita di San Giovanni Paolo II, ma anche l'anniversario dell'elezione di Papa Leone.
Ma io sono anche qui da cittadino, da magistrato e da fedele, perché diciamo quell'occasione è stata un punto di svolta di una consapevolezza collettiva, generale, comunitaria, che trascendeva, diciamo, la singola figura. Quindi ritengo che questi anniversari siano una memoria da rivivere. Quindi insomma ho accettato di buon grado di esserci. Grazie. Quello non solo fu un grido di speranza, perché ricordo a tutti che il 1992 fu un anno horribilis per noi siciliani, eravamo devastati dalla morte del dottore Falcone e del dottore Borsellino. Le frasi di Caponnetto che riecheggiano ancora nelle orecchie di tutte, che dicevano non c'è più nulla da fare, tutto è perso, e poi nel 93 quella grande frase di oggi San Giovanni Paolo II che disse: convertitevi mafiosi, arriverà anche per voi il giudizio di Dio. Ed è stato uno sprono per una generazione intera, per una terra intera, per la Sicilia intera, che ha avuto il coraggio di reagire alla mafia. Oggi la mafia è diversa, è cambiata, uccide di meno, ma ciò non significa che non è sempre la stessa, pericolosa, attenta agli interessi e agli affari. È una mafia più civilizzata, tra virgolette, più capace di sfruttare il mercato, di sfruttare le risorse che offrono i mercati, una mafia senza lupare e senza basco, ma altrettanto pericolosa. Oggi per me è un grande onore essere qui in questa terra che rappresenta un punto di riscatto della Sicilia per bene, della Sicilia onesta, della Sicilia che ha voluto combattere realmente la mafia. Oggi 9 maggio la memoria torna a quella mattina del 2021, quando la cattedrale di Agrigento svelò al mondo il volto del beato Rosario Livatino, il nostro servizio. Oggi 9 maggio la memoria torna in quella mattina del 2021, quando la cattedrale di Agrigento svelò al mondo il volto del beato Rosario Livatino. Quella data non è stata casuale, è un appuntamento con la storia che affonda le radici in un altro 9 maggio, quello del 1993. Per la Chiesa agrigentina è un giorno che fa sintesi del grido della valle e il silenzio del giusto. 28 anni prima della beatificazione, San Giovanni Paolo II faceva tremare la Valle dei Templi con quel monito che scosse le coscienze: convertitemi, una volta verrà il giudizio di Dio. In quel viaggio il Papa volle incontrare i genitori di Livatino, definendo il figlio martire della giustizia e indirettamente della fede. La beatificazione del 2021 è stata la risposta vivente a quel grido. La camicia azzurra ancora intrisa di sangue, simbolo di una lotta che non usa armi ma verità. Il 9 maggio è il giorno che lega insieme il Papa che sfidò la mafia a viso aperto e il magistrato che la combatté nel silenzio del suo ufficio, sotto l'egida del Sub Tutela Dei. Vedere il quadro di Livatino svelato in cattedrale è stato come vedere la vittoria della luce sulle tenebre. Oggi si onorano entrambi, due testimoni che ci ricordano che la giustizia non è un ideale astratto, ma una scelta quotidiana che può cambiare la storia. I 4 candidati a sindaco di Agrigento sono stati ieri a Fontanelle, invitati dal comitato di quartiere per discutere sulle problematiche e le loro possibili soluzioni. Ha seguito per noi l'evento il collega Eugenio Cairone. I 4 candidati sindaco di Agrigento ieri pomeriggio sono stati a Fontanelle, invitati dal comitato di quartiere, che ha voluto ascoltare dalle loro voci come intendano muoversi per liberare Fontanelle dalle condizioni in cui versa, che non sono purtroppo condizioni da città civile. Ai candidati è stato consegnato un volantino sul quale vengono indicate alcune richieste, tra cui quella di istituire un referente per il quartiere, delegato del sindaco. Il giornalista Gioacchino Schicchi, che ha coordinato l'incontro, ha invitato i candidati a moderare i toni
E così è stato, senza eccedere come di solito avviene nelle campagne elettorali. Ascoltiamo la nostra intervista al presidente del comitato di quartiere Emanuele Montalbano. Fontanelle spera nel nuovo sindaco per voltare pagina e uscire dallo schifo in cui è lasciata dall'amministrazione precedente. Sì, noi oggi abbiamo voluto fortemente come comitato di quartiere Fontanelle Insieme questo evento di confronto con i candidati a sindaco, proprio perché crediamo che sia un'opportunità sia per i nostri abitanti sia per i candidati a sindaco. Questo evento ovviamente non nasce dal nulla, ma è un evento che alla base ha un'analisi fatta sui bisogni reali del quartiere, fatta insieme agli abitanti del quartiere, e ovviamente poi da queste analisi abbiamo formulato le domande da fare ai nostri candidati a sindaco. Per cui speriamo che sia veramente un evento che sia proficuo, ecco, proficuo per tutti. Speriamo che sia proficuo veramente, anche perché bisogna voltare pagina e cominciare a vivere in questa zona. Sì, noi come diciamo sempre, diamo sempre la disponibilità a qualsiasi tipo di amministrazione, qualsiasi sia il colore politico, per cui diamo sempre disponibilità alla collaborazione, al confronto, e diamo sempre una mano per riuscire anche a dare un senso progettuale a quello che l'amministrazione vuole fare all'interno del nostro quartiere. È chiaro che un sindaco non ha un colore politico, per cui bisognerà cominciare a lavorare. Sì, ma noi, ripeto, noi siamo aperti e collaborativi, saremo collaborativi con tutti, con il sindaco ovviamente che verrà eletto e che il popolo deciderà di avere sulla poltrona della nostra città. L'associazione ambientalista Mare Amico, con il contributo di alcuni benefattori, ha riattivato la transitabilità della strada per Punta Bianca, distrutta dal ciclone Harry e dalle abbondanti piogge della stagione invernale. Tutto ciò, afferma Mare Amico, è stato realizzato senza alcun aiuto pubblico, che tante volte era stato chiesto e che c'era stato promesso, ma che mai si è concretizzato. Questo è il video proposto da Mare Amico. Affidato formalmente il nuovo depuratore di ultima generazione di Agrigento e Favara, l'impianto, basato su una tecnologia a membrane tra le più performanti nel panorama internazionale, è stato consegnato dal subcommissario alla depurazione Totò Cortaro, alla presenza del sindaco di Agrigento Franco Miccichè, della presidente di AICA Danila Nobile e del vice sindaco di Favara Emanuele Schembri. Sul fronte ambientale l'intervento consentirà di risanare l'inquinamento marino nel tratto compreso tra la foce fiume Acragas e la foce del fiume Naro. A 15 anni da quel tragico 25 febbraio del 2011 in cui perse la vita il caporalmaggiore Nicola Casà, Raffadali e l'esercito italiano non vogliono dimenticare il sacrificio di un ragazzo che è rimasto nel cuore di tutti. L'ex via San Vito è stata infatti intitolata a Nicola Casà, acquisitore obiettivi ed effettivi del Brigata Paracadutisti Folgore di Pisa, il servizio di Margherita Tropiano. A 15 anni da quel tragico 25 febbraio 2011 la comunità di Raffadali ha reso omaggio al primo caporalmaggiore Nicola Casà, giovane militare dell'esercito italiano che perse la vita in servizio durante un'esercitazione, lasciando un segno indelebile nel cuore della sua città e nei commilitoni della brigata Paracadutisti Folgore. La giornata commemorativa si è aperta con il raduno presso la villa Saetta e Livatino nella zona del Boltano, dove autorità militari, civili e amici si sono ritrovati in un momento di raccoglimento e memoria. Successivamente il corteo si è spostato nell'ex via San Vito, oggi ufficialmente intitolata al primo caporalmaggiore Nicola Casà, acquisitore al 185° reggimento ricognizione, acquisizione obiettivi della brigata Paracadutisti Folgore di Pisa.
Particolarmente toccante è stato il momento della scopertura della targa toponomastica dedicata al giovane militare, un gesto simbolico ma di forte valore umano e istituzionale che sancisce il legame eterno tra Nicola Casà e la sua comunità. Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità, presente il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro, che nel suo intervento ha sottolineato come il ricordo di Nicola rappresenti un patrimonio morale per l'intera città. È un dovere dell'amministrazione ricordare i suoi figli che sono caduti per una causa nobile per lo Stato, per la difesa dell'intero paese. Questa è la minima cosa che potevamo fare, l'abbiamo detto. L'avremmo fatta e ci siamo riusciti. Per l'esercito era presente il colonnello Alessio Di Marzo, comandante del 185° RAO, accompagnato da una folta delegazione di militari del reparto. L'intitolazione di questa via, come è stato già detto, assume un significato diverso, no? Perché fondamentalmente questa è la via in cui Nicola ha costruito la propria identità. La propria identità basata su valori, sul senso di appartenenza, su dedizione, e questo grazie anche alla famiglia. Quindi un ringraziamento particolare a mamma Francesca e a papà Giuseppe, dove oggi ancora vivono. Onore ai caduti! Commovente la partecipazione dei familiari e di tanti amici del primo caporal maggiore Casà in una giornata in cui l'intera Raffadali si è stretta intorno alla famiglia nel ricordo di uno dei suoi figli migliori. Ringrazio l'amministrazione comunale che ci è stata sempre vicino e ha gestito la cosa in maniera egregia e veramente non ha fatto mai mancare nulla, la vicinanza, l'affetto e le azioni concrete. Per le mamme e i figli sono sempre una cosa speciale e lo sappiamo tutti. Quindi di nuovo ringrazio tutti veramente di essere stati tutti vicino ed aver realizzato quello che veramente ciao Nicola significa. Lacrime, silenzi e applausi hanno accompagnato una commemorazione sentita e partecipata nel segno della gratitudine verso un uomo che ha servito il paese con coraggio e senso del dovere. A distanza di 15 anni il nome di Nicola Casà continua così a vivere non soltanto in una strada ma nella memoria collettiva di una comunità che non intende dimenticare il sacrificio del suo giovane paracadutista. È una grande opportunità per i nostri ragazzi, per i nostri giovani di Raffadali, per far capire loro veramente l'importanza di quei valori e l'importanza anche del lavoro a servizio dello Stato e dell'intera cittadinanza. Hanno giurato davanti alla bandiera i primi 46 agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, vincitori dell'ultimo concorso che hanno già sottoscritto il contratto di assunzione. La cerimonia si è tenuta al campo ostacoli della Favorita di Palermo, alla presenza del Presidente della Regione Schifani e dell'assessore al territorio e ambiente Giusy Savarino. Sentiamo le dichiarazioni di entrambi. Questi ragazzi, animati da entusiasmo e professionalità, aiuteranno la Regione a essere più sicura nei propri territori e un'educazione anche alla legalità rispetto al territorio nei confronti di coloro i quali vorranno conoscere le nostre bellissime realtà. E poi tutela il territorio anche dagli incendi, dalla mutazione dell'ecosistema, quindi arrivano grazie agli sforzi dell'amministrazione, dell'assessorato di Savarino, della presenza della Regione, di fare sinergia per sbloccare certi concorsi. Sembra una cosa semplice ma purtroppo non lo è. Ci siamo riusciti, oggi ne siamo tutti felici, continueremo in questo percorso di aumentare i nostri organici e adeguarli alle esigenze dei tempi.
Un giorno importante per questi ragazzi, io li ho visti quando si sono insediati al corso, queste facce belle, pulite, entusiaste, questo è un segnale che serviva al Corpo Forestale, non solo la loro presenza ma anche questa energia fresca. Oggi giurano i primi 46, questa graduatoria scorre, quindi avremo diversi giovani siciliani sotto i 30 anni che andranno a rinvigorire il Corpo Forestale, che per noi è importantissimo, non solo per la campagna antincendio, ma per il controllo del territorio, per la vicinanza alle attività, per il controllo anche delle merci che entrano in Sicilia ed andrebbero a inquinare un mercato che è fatto di prodotti di qualità come sono di qualità i nostri prodotti siciliani. Grazie a una norma nazionale del 2025 la graduatoria di merito resta valida per 2 anni ed è stato già approvato con delibera di giunta un primo scorrimento di graduatoria per 188 unità, il cui primo contingente di 94 già selezionati con le visite mediche e quindi che hanno l'idoneità fisica e psicoattitudinali, il giorno 23 maggio partiranno per Città Ducale presso la Scuola dei Carabinieri Forestali per la formazione trimestrale, anche questa residenziale. Il corso si completerà a fine agosto, diciamo l'attività formativa, e quindi subito dopo, se ci sono le condizioni, anche gli ulteriori 94 saranno immessi in servizio, come l'ulteriore contingente di 94 che è già in fase di selezione, il cui corso partirà sempre con la Scuola dei Carabinieri Forestali nel mese di settembre. Un confronto ad ampio raggio sulla riabilitazione, sulle cronicità e sull'integrazione delle cure è stato questo il cuore dell'evento, dal titolo Riabilitazione e multidisciplinarità, cronicità e riabilitazione, che si è svolto ieri all'Hotel della Valle, promosso dall'unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitativa al San Giovanni di Dio, diretta da Fausto Crapanzano, che è anche responsabile scientifico del convegno. Noi lo abbiamo intervistato. Riabiliti Agrigento 2026, oggi un interessante convegno che vede tanti protagonisti medici discutere su tematiche di grande importanza. Sì, oggi ci siamo riuniti qua con diversi specialisti per riuscire a approcciare le problematiche di gestione dei pazienti con patologie croniche, in particolare valutando quelli che sono gli aspetti che possono consentire un recupero funzionale di questi pazienti, una migliore gestione di queste terapie e ridurre così l'impatto della disabilità cronica e ulteriormente ottimizzare le risorse e i percorsi di cura all'interno del sistema sanitario nazionale. Visto che si parlava di infiltrazioni, un tema molto attuale. Sì, è un tema attuale perché proprio nell'ottica di gestione di una patologia cronica, ad esempio quale quella dell'artrosi, la valutazione di cosa, come, quando infiltrare e che cosa doversi aspettare nel corso del tempo dalla terapia infiltrativa è sicuramente un aspetto utile da dover valutare. Si è parlato anche di intelligenza artificiale, ecco, come può incidere verso il paziente e in particolare anche verso i medici. L'intelligenza artificiale è sicuramente un valido strumento, è qualcosa che si appresta a cambiare la vita di tutti quanti, già la sta in parte cambiando, si spera in meglio e dovremo essere abili a integrare quelli che sono non solo i percorsi di cura, ma anche di gestione con questi nuovi strumenti che chiaramente, se ben utilizzati, possono essere un'utile arma nella riuscire a migliorare la qualità di vita dei pazienti. Ecco, parliamo del suo ospedale, un reparto molto, diciamo, all'avanguardia ad Agrigento ed è molto conosciuto. Sì, diciamo che abbiamo la fortuna di avere una buona equip e ci integriamo abbastanza bene all'interno del contesto ospedaliero. Come tale proviamo a valorizzare quelle che sono le nostre capacità e provare a metterci al servizio dei cittadini, dei pazienti, in modo tale da riuscire a ottenere con loro i migliori risultati possibili. Ecco, è una dei giorni importanti questa, dove tanti specialisti si confronteranno tra loro. Con quali obiettivi? L'intenzione è quella di integrare, di conoscerci e farci conoscere dal punto di vista pratico, proprio per riuscire a curare meglio i pazienti e anche creare una rete di conoscenze e di competenze tali da integrare tutte quelle capacità che possano ottenere migliori risultati per tutti quanti i pazienti. Quali sono le tematiche più discusse nel corso della 2 giorni? Avremo patologie approcciate dal punto di vista cronico sia per la gestione clinica ma anche dal punto di vista organizzativo, e quindi ci interfacceremo con quelli che sono i medici del territorio, con quelli che sono i medici appunto ospedalieri, e anche proveremo a trattare quelli che sono gli argomenti di gestione clinica di patologie croniche, quali possono essere la spasticità, il Parkinson, l'artrosi stessa o anche l'osteoporosi, in modo tale appunto da mettere in campo tutte quelle che sono le strategie di cura.
Celiachia, dalla diagnosi alla gestione clinica e nutrizionale. Questo è il tema del convegno medico-scientifico che si è svolto stamani, curato dall'Ordine dei Medici di Agrigento. Le interviste. Oggi l'Ordine dei Medici di Agrigento è impegnato in questo serio approfondimento sulla celiachia. Sì, oggi abbiamo voluto fortemente questo convegno con il dottore Gramaglia su questa patologia in continuo aumento, dove è importante essere molto preparati per individuare subito i primi sintomi, e quindi ci rivolgiamo soprattutto ai medici di medicina generale e ai pediatri, che sono le sentinelle sul territorio in ospedale, per poter fare diagnosi e cominciare subito la terapia. La terapia che non deve essere solo la dietoterapia, quella va bene, però poi bisogna, per questo tipo di patologia, prendere in cura la persona, ed è su questo che dobbiamo insistere, la cura della persona prima che della malattia. Ma oggi la celiachia non è più soltanto una enteropatia glutine correlata. Oggi rappresenta un modello paradigmatico di interazione tra genetica, immunologia, ambiente e microbiota, con implicazioni che coinvolgono gastroenterologi, internisti, pediatri, nutrizionisti, chirurghi e anatomopatologi. Perché l'aumento della diagnosi, l'emersione delle forme pauci-sintomatiche, cioè poco sintomatiche, e la crescente attenzione alle complicanze sistemiche impongono una revisione moderna dell'approccio clinico, dalla semplice esclusione del glutine a una gestione globale, personale e multidisciplinare. Oggi ci sono i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali in cui vengono coinvolti tutte le professionalità, tutti gli specialisti per un bene per il paziente, considerandolo il sole, e tutti questi professionisti, tutti questi medici sono i satelliti che girano attorno al paziente al fine di diagnosticare precocemente e nel contempo di assisterlo nel suo percorso di vita. Salve a tutti, sono il dottor Simone Gramaglia, sono il responsabile dell'ambulatorio di gastroenterologia pediatrica del PIO di Agrigento. Oggi, grazie alla collaborazione dell'Ordine dei Medici, nella persona di Santo Pitruzzella, presidente, e dell'AIC Sicilia, abbiamo organizzato questo convegno che coinvolge 3 province, Agrigento, Enna e Caltanissetta, per fare un percorso formativo voluto anche dall'assessorato alla salute, che è Celiachia in Rete. Celiachia in Rete è questo programma che permette di mettere in rete appunto i centri di riferimento regionali con la medicina territoriale, quindi i pediatri di famiglia e i pediatri ospedalieri e i medici di medicina generale, in modo tale che il paziente, una volta sospettata la diagnosi o eventualmente fatta tramite prelievo, venga centralizzato nelle strutture di riferimento. Parliamo di questo progetto Celiachia in Rete. Celiachia in Rete è stato realizzato grazie a un progetto creato dal professore Claudio Romano, coordinatore scientifico di AIC Sicilia. Chiaramente bisogna anche rappresentare e equiparare tutto quello che quando si parla di malattia celiaca, che non ci siano disparità o disomogeneità anche nelle province. Per cui questo è un momento anche di riorganizzazione di questa mappatura dei centri di riferimento e quello che può essere appunto una cura importante per tutti e una diagnosi certa. Linea alla regia per la pubblicità. Un uomo di 68 anni è stato ucciso nella notte a Palermo. A colpirlo sarebbe stato un ragazzo di 16 anni dopo l'aggressione, che si è presentato spontaneamente in questura per costituirsi. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Omicidio nella notte al villaggio Santa Rosalia a Palermo. Un uomo di 68 anni, Piero De Luca, è stato ucciso all'interno della propria abitazione in via Buonpensiero. A colpirlo sarebbe stato un ragazzo di 16 anni che dopo l'aggressione si è presentato spontaneamente in questura per costituirsi.
Il giovane avrebbe colpito l'uomo alla testa con un oggetto contundente. Il ragazzo si è presentato in questura verso mezzanotte e ha raccontato di essersi difeso dalle avance sessuali dell'uomo vicino di casa. I poliziotti sono andati all'appartamento e hanno trovato la vittima con la testa fracassata. Indaga la squadra mobile coordinata dalla procura per i minorenni. Cellulari al volante e scooter senza casco, raffica di sanzioni da parte della Polizia Municipale di Agrigento. Sono 14 le patenti di guida ritirate e 8 i mezzi a 2 ruote sequestrati nelle ultime settimane nel corso di controlli sulla sicurezza stradale nei confronti di 14 automobilisti trovati con il telefonino in mano. È scattata la sanzione di 250 euro ciascuno con 5 punti decurtati dalla patente. Tutte sono state ritirate nell'immediato e inviate alla Prefettura di Agrigento per la sospensione prevista di 15 giorni. Se recidivi, la sospensione della patente può arrivare anche fino a 2 mesi, ma è scattato anche il pugno duro per la sempre diffusa pratica della guida di mezzi a 2 ruote senza il casco salvavita. I vigili urbani tra il centro cittadino, il villaggio Mosè e San Leone hanno fermato amministrativamente 8 ciclomotori per la durata di 2 mesi. Ruba uno scooter Honda nei pressi della zona del campo sportivo di Agrigento e va verso la statale 640 pensando di farla franca, ma non aveva fatto i conti con i carabinieri che lo hanno intercettato. Incontrato a Maddalusa, dopo un inseguimento, il malvivente è stato costretto ad abbandonare il mezzo appena rubato e fuggire tra i campi per far perdere le sue tracce. I carabinieri, nel corso del successivo sopralluogo in un terreno vicino, hanno recuperato anche un secondo motociclo modello Gilera, risultato anch'esso rubato. È verosimile che il fuggitivo sarebbe stato suo solito utilizzare quella zona isolata e senza illuminazione per nascondere la refurtiva, recuperarla in un secondo momento. I 2 mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Ancora una truffa con il metodo del finto carabiniere in provincia di Agrigento. Questa volta a cadere nel raggiro è stato un uomo di 83 anni, pensionato di Menfi. L'anziano è stato contattato da un sedicente appartenente all'Arma che gli ha riferito che l'automobile a lui intestata era stata usata per una rapina che avrebbe dovuto pagare per evitare guai con la giustizia. Poco dopo si è presentato alla porta di casa il finto carabiniere, al quale l'anziano ha consegnato ben 1.000 euro in contanti e 4 fucili che deteneva legalmente. Al via le indagini dei carabinieri di Menfi per risalire all'identità del malvivente. La consulta delle donne della città di Bivona, il comune di Bivona, assessorato alle pari opportunità, in collaborazione con l'Istituto Pirandello di Bivona e quello Manzoni di Alessandro della Rocca, presentano l'iniziativa La forza delle parole contro il bullismo e il cyberbullismo, la discriminazione e l'indifferenza, realizzata con il contributo dell'assessorato regionale alla famiglia. L'iniziativa mira a rafforzare la cultura del rispetto delle pari opportunità, promuovendo una rete educativa stabile tra scuola, famiglia e istituzioni. L'ospite d'onore della serata sarà Raffaele Capperi, Cavaliere della Repubblica, testimonial del film Wonder, autore della autobiografia Brutto e Cattivo, una figura di riferimento a livello nazionale nella lotta al bullismo. Ad Agrigento già da ieri sono in corso i lavori di posizionamento delle 4 torri faro dell'impianto di illuminazione dello stadio comunale Seneto, una struttura simbolo dello sport agrigentino e importante risorsa per lo svolgimento di numerose manifestazioni e iniziative di vario genere. Lo stadio rappresenta inoltre un presidio strategico per la protezione civile comunale, in quanto individuato come eventuale area di ricovero alla popolazione in caso di calamità naturali. Sentiamo la dichiarazione del sindaco di Agrigento, Miccichè. Mi trovo qui all'interno dello stadio Seneto. Sono state alzate già 3 torri faro, l'ultima verrà alzata più tardi, un'opera storica per la nostra città. Agrigento finalmente ha lo stadio illuminato, uno stadio che oltre per manifestazioni sportive è anche importante perché è un luogo di ritrovo per la protezione civile. Io voglio ringraziare il governo nazionale, il governo regionale, tutta la mia amministrazione, la giunta, i consiglieri comunali, l'ufficio tecnico
per lavoro di squadra che è stato portato avanti, perché se non si lavora tutti insieme in sintonia, poi i risultati non si ottengono. Questo è frutto di una politica con la P maiuscola. Quando gli assessori regionali si sono impegnati per la nostra città e con le interlocuzioni tra regione e Stato, il risultato si è portato. L'ufficio tecnico ha lavorato alacremente e oggi i risultati li stiamo vedendo. Io ora esorto anche la futura amministrazione di continuare questo processo anche di riqualificazione del nostro Stato, perché ancora c'è tanto lavoro da fare. Vediamo adesso un'ampia panoramica degli avvenimenti sportivi curata da Carmelo Lentini. Tra gli appuntamenti particolari la finale di playoff in casa Akragas, che si svolgerà oggi pomeriggio alle ore 16 al Comunale Totorusso di Aragona. I biancazzurri affronteranno la Gimnica Scordia in una sfida decisiva per poter continuare il percorso. Carmelo Lentini. Iniziano questa domenica le varie finali di playoff e playout dei vari campionati sia nazionali che isolani. Si inizia con il campionato di Serie D Gironei, dove saranno presenti e impegnate 2 compagini siciliane per tentare il salto in Serie C. Si tratta della Nissa e dell'Athletic Palermo, che in questo primo turno saranno impegnate rispettivamente la Nissa in casa con la Gelbson e l'Athletic Palermo invece a Reggio Calabria contro la locale Regina. Per quanto riguarda la permanenza, sono ben 3 le siciliane che si affronteranno direttamente per cercare di evitare la retrocessione. Ci sarà il derby Ragusa-Messina, ma poi ci sarà Vibonese, città di Acireale. Nel torneo di eccellenza Girone A è in programma la finale playoff che vedrà di fronte la grigentina Camarat del tecnico Fabrizio Cammarata, che se la vedrà con il Partinico Audace di mister Giannusa. La gara si disputa allo stadio Vito Di Marco di Cammarata e si prevede il pubblico delle grandi occasioni con larga rappresentanza di tifosi ospiti. Si gioca anche l'ultimo e l'unico play-out di questa categoria, che vedrà contrapposti invece il 90-011 Bagheria e l'Ecus Palermo. Ma scendiamo di categoria. In promozione, dopo l'amara sconfitta con l'Alcamo, l'Aragona disputa la semifinale playoff e avversari di turno saranno i cugini del Gemini, che questa domenica al Totorusso cercano la vittoria per la conquista della finale del Girone A. Si tratta di un confronto unico diretto. Nell'altra semifinale invece sarà sfida tra Marineo e Valderice. Per quanto riguarda l'unico play-out del girone, impegnato sarà il Casaltermine, che sul proprio terreno di gioco cerca la salvezza. Infatti se la vedrà contro l'Aspra e in questo caso chi vince si salva. Ancora promozione, però questa volta finale playoff del girone D, che vedrà impegnate Akragas e Gimnica Scordia. Si tratta di una gara secca, dove chi vince andrà a disputare la sfida con la finalista del girone B. Si prospetta una sfida molto difficile per entrambe le squadre, che in campionato hanno fatto vedere i propri muscoli. Nella gara di andata le 2 avversarie hanno pareggiato al Totorusso con il risultato di 1-1 a conclusione di un match molto tirato e combattuto. Il risultato finale determinato da 2 penalty e trasformati da Jama e Bonaccorsi. Nella gara di ritorno è stata vittoria esterna per l'Akragas, che si impose grazie alla rete vincente di Alfonso Cipolla. Lo stadio di Aragona sarà gremito sia di tifosi akragantini che catanesi. Fischio di inizio questo sabato in anticipo alle ore 16. L'arbitro sarà Gabriele Flamingo di Messina, con gli assistenti Francesco Conti di Enna e Marco Buca di Barcellona Pozzo di Gotto. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televisiaagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20, con replica la mattina alle 9. I nostri servizi inoltre si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo un buon fine settimana.